Oggi si parla di Brebus. Cosa sono? I Brebus sono come dei poemi fatti con delle metriche particolari, ma questi Brebus, in parole povere, a cosa servono? A diverse cose, perché c'è un Brevu per ogni cosa. Adesso vi spiego. Ci sono i Sbrebus per tirare via il malocchio, i Sbrebus per mettere il malocchio, ma di quelli non ne parliamo. Ci sono i Sbrebus per attirare la fortuna, ci sono i Sbrebus per allontanare la sfortuna e ci sono i Sbrebus per arrecare qualche piccolo ostacolo, piccolo, diciamo piccolo ostacolo, via, meglio non esageriamo. Insomma, per dare un pochino di fastidio a una persona che non ti piace. Ma in questo caso parliamo di uno brevo, anzi Isbrebus. È un poema che ho deciso, Zio ha deciso di dire a tutti voi. Non auguro a nessuno quello che c'è su questo brevo. Quando si tratta di tradizione sarda, la Sardegna va a passeggio con la religione e su questo brevo racchiude in parole povere la religione è un'altra cosa. Perché nei brevus bisogna infilarci anche qualche santo dentro, se no non funziona. Brevo, in parole povere, è l'intercessione. È una richiesta di intercessione ai santi affinché quella cosa funzioni. E nella Sardegna che fu questa cosa, i sbrevus venivano utilizzati spesso e volentieri per chiedere intercessione di un determinato santo affinché le cose andassero a buon fine o cattivo fine. Dipendeva dalla persona che invocava il santo per quella determinata cosa. E quindi oggi vi elucubro, vi recito quello che è l'equivalente della parolaccia Paiacagai. In Sardegna, nel Campidano a Cagliari, veniva fatto questo brebu potentissimo che sono i sbrebus des remedio soberano. Se qualcuno di voi è estremamente religioso, chiaramente vi chiedo di saltare questo video. Arrivato a questo punto, prima di enunciare questo brevu, chi si sente particolarmente toccato da questo è meglio che non va avanti. Detto questo, iniziamo. Zio prima vi elucubra in sardo l'intero componimento, che è brevissimo, e poi ve lo tradurrà. O al remedio soberano, de su mundu cose espanto, des dottoris de grandi vanto Santu Cosimo e Damiano. Fa su ville e Luciferro, in fressio a schidone verro, un attacco de scurrenza che indivezza penitenzia. Chi si ammotto, chi si abbio, chi in bessa da scubio, chi scallao de cagaredda, prenga a manna una civedda, e no pozza ratturai de saggana de cagai. La traduzione è molto semplice. O sovrano rimedio, delizia e meraviglia del mondo, dei dottori di grandi vanto, santi Cosma e Damiano, fai al figlio di Lucifero, ovvero colui a cui stai mandando questo brevo, come se fosse colpito da uno spiedo di ferro, un attacco di diarrea che gli provochi sofferenza, o che morto vivo che sia luce o buio, che i colpi di diarrea
riempiano una grande conca e non possa sopportare il dolore degli spasmi della defecazione. Oi oi! Ecco, il va a cagare in Sardegna veniva elucubrato con questi bremus. E vi assicuro che se allegati ad un rosario sgranato per la bisogna, tra una rima e l'altra si sgranava un grano, l'effetto era devastante, veramente, credetemi. Questi sono i spremusi del Remedio Soberano.